Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Aiù! Pre-Napoli-Atalanta. Non c'è più conferenza stampa, lo sappiamo, ormai ci abbiamo fatto i calli sulle mani per le conferenze, per le non conferenze stampe dell'SSC Napoli. Questa cosa non la riesco a comprendere, sono veramente sincero, cioè trovo assurdo che una squadra che lotta, perché Napoli ancora è in lotta per la Champions League, ragazzi, non faccio la conferenza stampa. Comunque, detto questo, tralasciando questo, voglio il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, non vi costa nulla, è gratis. Premessa, se riuscirò a editare il video in tempo, questa sera alle ore 21 uscirà una nuova serie qui sul canale. Quindi attivate la campanellina e mi raccomando, ditemi quale formazione vorreste vedere in campo contro l'Atalanta. Domani vi ricordo che il Napoli gioca alle 12:30, quindi cerchiamo di non farcelo rimanere qui in gola e in coppa stomaco. Quindi cercate di fare le cose per bene. Allora, come detto, non c'è conferenza stampa. Kvara questa mattina non è riuscito ad allenarsi in gruppo e ha fallito quei tipo di test, dunque sarà assente nella partita di domani con l'Atalanta. Quindi Kvara non ha nemmeno svolto il lavoro con il gruppo e quindi Kvara non ci sarà al 100%. Ma io già ve lo dissi, ma è impossibile che recupera. Alcuni hanno detto però ballava, però Kvara ballava, in Georgia ballava Kvara. Ma non rendiamoci ridicoli, vi prego, ve ne prego, prendetela più con Osimhen. Vabbè, prendetela più con Osimhen che è andato via, si è fatto dare il cartellino rosso per non giocare la partita e andare una settimana in vacanza prima del ritiro con la Nigeria. Quindi tralasciamo questo. Allora, considerazioni sulla partita di domani. E poi faremo la probabile formazione. Naturalmente ci sarà la probabile formazione di domani. Allora, l'Atalanta arriva da una partita non giocata, quindi si è riposata l'Atalanta in quella settimana dove sono successe parecchie cose brutte, è morto Barone, quindi l'Atalanta non ha affrontato la partita con la Fiorentina, anzi dovrà recuperare proprio quella partita con la Fiorentina. Però non mi voglio appellare a questo perché ragazzi dire non hanno giocato, si sono riposati di più, no, perché hanno avuto anche loro hanno avuto diversi giocatori che poi sono andati in nazionale. Allora, intanto scrivo un attimo una cosa, probabili. Hanno avuto parecchi giocatori che sono andati in nazionale e alcuni si sono anche infortunati. De Ketelare, Cop Mainers, quindi ci sono molte assenze sia da una parte sia dall'altra. Osimhen dovrebbe essere titolare domani. Osimhen dovrebbe essere titolare e quindi speriamo, anzi vediamo così, questa è più aggiornata, un giorno fa, no, questa 5 ore fa è più aggiornata di calciomercato.com. Napoli giustamente aprirà la 30ª giornata di Serie A, apre il Napoli, quindi cerchiamo di aprirla nel migliore dei modi. Allora, il Napoli ha molte possibilità di andare in Champions League perché poi ha Bologna e Roma sempre allo stadio Maradona, quindi questo non mettiamocelo sempre in testa perché le due dirette avversarie sono quelle lì che devi affrontare in casa, sia il Bologna e sia la Roma. Andiamo a vedere la probabile formazione del Napoli. Meret fra i pari, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, e domani ci sarà l'iniziativa nei confronti di Juan Jesus Napoli scenderà senza la paccia no al razzismo e occhio perché secondo me ci saranno ripercussioni per questa scelta da parte della SSC Napoli, stiamo molto attenti. Poi Mario Rui, Anghissà, Lobotka e Traoré. Quindi scusatemi, ma c'ho la tosse che non me la tolgo più, io non so come mai. Traoré a centrocampo. E io qui dissi, guardate che se forse Kvara, ieri l'ho detto, se Kvara non ce la fa, è possibile che Traoré venga spostato sulla sinistra, e invece no, perché Traoré giocherà a centrocampo, secondo calciomercato.com, e anzi, a detta di molti, anche sulla Gazzetta c'è Traoré titolare. Zelischi non penso possa partire titolare in questa partita. Politano oramai è inamovibile lì davanti. Politano, Lindstorm non si hanno più notizie di Lindstorm, ragazzi, a parte gli ultimi 5 minuti di ogni partita. Gong idem, abbiamo acquistato giocatori per non farli giocare. Dentonker è uno di questi.
Gong è uno di questi, Lindstorm idem, l'unico che sta trovando spazio è Traoré che gioca in una posizione che non è sua però. Va bene, andiamo avanti. In attacco Osimhen e dal lato di Raspadori, perché molti dicevano ieri, ma Lindstorm è l'occasione per Lindstorm. No, Raspadori. Più Raspadori che Lindstorm. Naturalmente Raspadori ti può coprire più ruoli, può far alzare Traoré. Lindstorm è più un giocatore da parte destra del campo, vabbè. A sinistra secondo me è sprecato Lindstorm, però se ci metti Raspadori lì sulla sinistra qualcosa ti può inventare. Poi può giocare anche sotto punta, una sorta di 4-2-3-1 lo potremmo provare a fare con Traoré laterale e Raspadori dietro la punta per provare a infilare la difesa avversaria. Si potrebbe optare scusatemi veramente. Si potrebbe optare per questa scelta tattica da parte di Calzona. L'Atalanta poi risponde con il 3-4-2-1, Carnesecchi, Scalvini, Jim City, Kolasinac, Olma, Deron, Ederson, Ruggeri, Cop Mainers, che lo dà titolare Cop Mainers, anche se è infortunato, ragazzi. Strano perché mi sembra che Cop Mainers non aveva recuperato, invece a quanto pare ha recuperato. Lookman, giocatore da tenere in considerazione, perché Lookman potrebbe fare un grande gioco per l'Atalanta. Quindi secondo me se blocchiamo Lookman e Cop Mainers, gli altri, perché Scamacca è in attacco, io sinceramente non lo vedo tutto questo fenomeno. E niente, bisogna portare a casa questi 3 punti, perché se tu non porti a casa questi 3 punti è finita. Ma è veramente finita se non porti a casa questi 3 punti. Anzi, eccole qua, guarda. No, non mi voglio abbonare, cara Gazzetta dello Sport. Il Napoli attualmente ha 45 punti. L'Atalanta ce n'ha 47, ma c'ha quella partita da recuperare con la Fiorentina. Quindi potenzialmente, se la Fiorentina va a vincere, addirittura ti passa avanti. Cioè non lo vorrei nemmeno immaginare. Lì ci sta bene un bel pareggio. Il Bologna ce n'ha 54. La Roma 51. Con lo scontro diretto a Napoli, però la Roma deve affrontare ancora tanti big match nelle ultime 9 di campionato. Se non sbaglio ci sta pure il derby, forse. Cosa dice che la Gazzetta? Torna Osimhen titolare per la sfida del Maradona. Di esami di Kvan hanno evidenziato una forte contrattura. Per lui terapia e palestra con l'Atalanta non ci sarà. De Ketelare e Koopmeiners sono tornati dalle nazionali con problemi fisici. Il Berga ha pochissime chance di esserci. L'olandese dovrebbe recuperare. Bene, quindi Koopmeiners ci dovrebbe essere, però nella formazione titolare ti dà Pasalic, Miranchuk e Scamacca, non ti dà Kolasinac o Koopmeiners, scusatemi, quindi è da vedere questa Atalanta. Di sicuro sarà una bella partita, perché quando si affrontano il Napoli e l'Atalanta escono sempre belle partite, con parecchi gol anche. Quindi un over ci potrebbe stare benissimo l'over 2,5 secondo me domani. È l'ultima chance, se perdi questo o pareggi questa è finita. Quindi io voglio continuare il sogno, voglio il sogno Champions League. Teniamo vivo questo sogno UEFA Champions League. Sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao!